Salve a tutti e benvenuti sul nostro canale di divulgazione scientifica G-Science TV, il canale del Master in G-Science dell'Università degli Studi di Padova. Ecco che quest'oggi vogliamo presentarvi una nuova ed esclusiva playlist completamente dedicata al collegamento tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, proprio andando ad esplorare le applicazioni della G-Science derivate dalla ricerca scientifica. Il nostro Master fin dall'inizio collabora attivamente con la Regione Veneto e principalmente con i dipartimenti di ambiente e territorio e di pianificazione territoriale. Ecco che quindi da questa virtuosa collaborazione i nostri corsisti non hanno solo l'opportunità di formarsi presso gli uffici della Regione Veneto, ma anche di portare al di fuori del proprio ambiente di lavoro le loro ricerche, i loro lavori e i loro studi con un focus particolare sul territorio della Regione Veneto. Ecco che quindi colgo l'occasione per salutare esperti e collaboratori che da sempre seguono i corsisti e i masterizzati al Master in G-Science e condividere con tutti quanti voi questa fantastica playlist. Vi ringrazio come sempre, vi saluto e vi ricordo di fare subscribe qui in basso a destra per restare aggiornati su tutte le nostre attività. Una buona giornata. Salve ancora a tutte e tutti, io sono appunto Wilmo Perister, in questo momento sono assegnista di ricerca al Politecnico di Milano, dove mi occupo tra le altre cose di elaborazione e analisi di dati spaziali a supporto della pianificazione territoriale e paesaggistica. Ma in realtà in questo intervento illustro un lavoro di ricerca appunto fatto, come diceva poco fa il professor De Marchi, quando ero studente del master, della sua prima edizione effettivamente, quindi nell'anno 2016 e durante lo stage che ho seguito nell'ambito appunto del lavoro di cartografia svolto dalla Regione del Veneto, quindi supportato dal dottor Trivelloni e dei suoi colleghi. Il lavoro che io ho fatto appunto di ricerca si colloca nell'ambito dell'ampio lavoro che la Regione da anni, la Regione Veneto ormai da anni svolge nell'elaborazione, nel collaudo, nella validazione e nella distribuzione di dati derivati da rilievi LIDAR. Ora andiamo a vedere esattamente di cosa si tratta e che tipo di lavoro poi io ho svolto all'interno di questo campo di ricerca. Questo è un breve indice per la presentazione delle tematiche. Sostanzialmente partiamo subito con i principi concettuali dei rilievi LIDAR su cui noi abbiamo lavorato. Sostanzialmente si tratta di un tipo di rilievo molto adatto, tra le altre cose, per produrre modelli del terreno e quindi per il rilevamento delle altitudini, delle elevazioni, ed è una metodologia di rilievo basata su un impulso laser che viene inviato verso la superficie da rilevare e rispetto a cui si riceve una risposta. Questo tipo di rilievo è particolarmente adatto a delle mappature, delle cartografie su ampia scala territoriale e in questo caso molto spesso il supporto, le tecnologie di supporto al rilievo LIDAR consistono sostanzialmente in aerei, elicotteri o da poco tempo, da alcuni anni, si è molto sviluppato anche il campo di applicazione del rilievo con droni che, tra le altre cose, possono appunto trasportare diversi dispositivi di rilievo, tra cui anche dei piccoli LIDAR, e che quindi rendono in qualche modo più semplice e più fruibile questa tecnologia per un numero più vasto di persone. Nella sua versione più diffusa, questo tipo di rilievo si basa essenzialmente sul tempo di risposta rispetto all'impulso inviato, da cui viene fatta derivare la distanza del punto da rappresentare, da geolocalizzare. Dopo la fase di rilievo vera e propria sul campo, il dato grezzo subisce una serie di elaborazioni che lo fanno passare, lo trasformano da una nuvola di punti, che è
diciamo, il dato immediato che è il risultato del rilievo, a quello che noi chiamiamo un DEM, quindi un Digital Elevation Model, un modello digitale di elevazione. Tutto questo appunto prevede una serie di passaggi che sono la trasformazione della nuvola di punti in un dato essenzialmente raster, quindi un file fruibile in ambiente GIS con una griglia di punti ognuno dei quali rappresenta una quota. Questa quota diciamo, nel caso di quel particolare tipo di DEM che è il DSM, quindi il modello digitale di superfici, rappresenta la superficie così come effettivamente è stata rilevata, comprensiva quindi di vegetazione ed edifici, mentre invece nel caso del DTM, quindi il modello digitale del terreno, si tratta appunto di un dato che rappresenta le quote della sola superficie, diciamo, come dire, di base, quindi escludendo sia edifici sia vegetazione. Rispetto a questo tipo di elaborazione di dati, di produzione di dati, il Veneto negli anni ha svolto delle ricerche, ha applicato appunto in moltissimi ambiti territoriali questo tipo di rilievi. Questi sono dati che si riferiscono in realtà a quando io ho svolto la ricerca di cui vi sto parlando, quindi all'anno 2016, e c'è una copertura territoriale pari a circa l'80% del territorio, che immagino negli ultimi anni sia anche aumentata. Qui si vede anche quali sono i vari enti appunto che hanno partecipato insieme alla Regione del Veneto all'elaborazione dei rilievi LIDAR. In particolare vi sto per illustrare un lavoro di ricerca diciamo di supporto al collaudo del rilievo LIDAR, che si è svolto nell'area che vedete qui inquadrata, quindi una porzione del Cadore, in particolare della Valle del Boite, in prossimità, diciamo, all'incirca all'altezza di San Vito di Cadore. Ora andremo a vedere tra poco perché abbiamo, diciamo, è stata rilevata quest'area e che tipo di operazioni abbiamo fatto. Intanto appunto questa è un'area che storicamente è molto soggetta a frane e a movimenti del terreno, e quindi un tipo di rilievo come quello LIDAR, che è molto sensibile appunto al rilevare le variazioni dell'altitudine, può aiutare a capire quali sono stati i vari movimenti del terreno e anche a prevenire eventuali poi fenomeni futuri di smottamento, di dissesto. In questo caso sostanzialmente il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro di confronto tra due DTM derivati da due diversi rilievi. Un rilievo del 2010, che è quello che vedete qui in azzurro, diciamo, operato ad opera del Ministero dell'Ambiente, che aveva però una diciamo, risoluzione, quindi una come dire, scala di rappresentazione di 1,5 punti per metro quadro, giusto? E questo è stato messo a confronto. Ora vedremo poi cosa significano questi numeri che vi sto dando. È stato messo a confronto con un rilievo svolto successivamente nel 2015 dalla Regione Veneto, con una risoluzione di 10 punti al metro quadro. Questo cosa vuol dire? Che un maggior numero di punti al metro quadro vuol dire una maggiore, diciamo, accuratezza, un maggiore livello di dettaglio nella rappresentazione dei fenomeni. In questo modo chiaramente il rilievo della regione eseguito dalla Regione del Veneto, ma in teoria dovrebbe essere un rilievo più preciso e capace di leggere appunto con una scala più dettagliata i fenomeni in atto. Il problema dei rilievi è che in generale appunto vanno collaudati. Questo cosa vuol dire? Che una volta appunto rilevati i dati grezzi bisogna metterli, bisogna capire se effettivamente la posizione e la collocazione geografica dei punti che sono stati rilevati è corretta. Questo normalmente viene fatto attraverso diciamo una campionatura di rilievi GNSS, quindi rilievi svolti a terra attraverso tecnologie satellitari, in cui si rileva l'esatta posizione rispetto a un sistema di riferimento, e questa posizione dei punti dei punti a terra appunto così rilevati viene messa a confronto con la posizione che ne deriva nello stesso sistema di riferimento
dal rilievo LIDAR. In questo modo si vede se gli scarti appunto nei vari punti campione rientrano nella tolleranza, e quindi il rilievo è da considerare accettabile dal punto di vista dell'accuratezza spaziale. Questo è stato fatto nel caso del collaudo del rilievo 2015. Il mio intervento successivamente si è svolto diciamo, a supporto di questo collaudo, in qualche modo con una metodologia di collaudo supplementare che è stata elaborata poi in ambito GIS. Essenzialmente, rispetto appunto al collaudo svolto sulla base dei punti a terra, sono stati messi a confronto su questa area di studio, è quella che vedete che è appunto centrata su San Vito di Cadore, e questo è il rilievo del 2015 che vedete proiettato su questa area. Sono stati messi a confronto il rilievo del 2010 con il rilievo del 2015. Questo perché una metodologia anche di elaborazione statistica su due dataset completi relativi a una singola area territoriale ci poteva dare molte più informazioni, intanto rispetto alla procedura stessa in ambito GIS. In particolare noi abbiamo lavorato su QGIS, che è un software libero e quindi diciamo utilizzabile da parte con semplicità e senza dispendio da parte delle pubbliche amministrazioni, per esempio. Dopodiché noi potevamo avere delle informazioni molto più precise rispetto a quelle rilievo semplicemente basato su pochi punti campione a terra, su diciamo delle tematiche come l'accuratezza del rilievo sui vari tipi di copertura del suolo e sui vari tipi di pendenza, che è spesso una criticità di questo tipo di rilievi. Questi sono i passaggi che sono stati seguiti per poter mettere a confronto tra loro il ITM nello stesso sistema di riferimento, e questo è il risultato del confronto. Essenzialmente il risultato ci mostra che... Sì? Hai 2 minuti ancora. Sì. Il risultato ci mostra che sostanzialmente diciamo, la validazione anche svolta in ambito GIS è possibile considerarla valida, perché tra gli scarti, quindi la differenza di quote rilevate tra l'ITM del 2010 e quello del 2015, si situa su un intervallo molto ristretto. In particolare più dell'87% dei punti rilevati nei due rilievi hanno una differenza inferiore a 1 metro. Come vedete qui, i dati da considerare essenzialmente gli indicatori sono la media e la deviazione standard, che sono entrambe in questo caso abbastanza basse, e quindi in questo caso possiamo dire che la metodologia di validazione svolta sul confronto tra i due rilievi in GIS è possibile considerarla valida. Questa è un'altra rappresentazione del dato statistico di cui abbiamo appunto appena parlato. Molto brevemente, perché appunto vado a concludere sinteticamente, le ulteriori elaborazioni che sono state fatte ci dimostrano che c'è una buona risposta del rilievo su diversi tipi di copertura del suolo, tra cui per esempio le aree boschive, le strade, i prati, mentre invece a livello di pendenza abbiamo scomposto, diciamo, il confronto sulle classi di pendenze. Si è visto che a partire da una pendenza del terreno di circa 60 gradi il rilievo comincia a considerarsi poco affidabile, per cui aumentano la deviazione standard e la media delle differenze tra i due rilievi messi a confronto. Concludo dicendo che questo poi era una ulteriore elaborazione svolta sulla CTR, che non aveva dato dei buoni risultati, quindi è meno affidabile il confronto tra un DPM da LIDAR e una CTR derivata da altri tipi di elaborazioni. Tra le altre cose, poi, una volta che diciamo, il modello è stato validato, è possibile svolgere anche degli studi, per esempio, sui movimenti del terreno, quindi in questo caso per esempio vedete le aree di scivolamento e le aree di accumulo, e tra le altre cose, usando la CTR essenzialmente come base, diciamo, di rappresentazione. Una cosa molto interessante è che con le opportune elaborazioni del DTM, trasformandolo in un DSM che rappresenta anche gli edifici, è possibile andare a vedere quali sono state le variazioni, per esempio, nell'edificato tra il momento in cui noi abbiamo una cartografia aggiornata come una CTR e il momento in cui invece abbiamo svolto un rilievo LIDAR successivo. Concludo in realtà appunto
ho presentato in maniera molto sintetica questi lavori, in realtà abbastanza approfonditi, che abbiamo fatto, che ci hanno permesso alla fine di dimostrare che questo tipo di validazione, avendo 2 dataset completi a confronto, è possibile svolgerlo in un GIS come appunto QGIS, e sulla base di questo confronto, quando effettivamente la validazione è stata effettuata, sono possibili diverse elaborazioni anche tematiche sulla base dei dati così ottenuti. Grazie mille per l'attenzione, ho concluso.